Buongiorno, oggi è domenica 8 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 16.42. La luna si leva alle 12.19 e cala alle 11.43. Oggi si celebra l'Immacolata Concezione di Maria. Come concetto, anche Immacolata è un nome recente, diffusosi dopo l'istituzione nel 1854 del dogma cristiano, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale. Infatti deriva dal latino e significa puro, non macchiato. Oggi 8 dicembre il mondo cattolico festeggia la concezione immacolata della Beata Vergine Maria. Questa data segna anche l'inizio delle festività natalizie, infatti le famiglie si riuniscono per addobbare l'albero di Natale e preparare il presepe, in modo da creare l'atmosfera magica per le vacanze di Natale. L'albero di Natale, generalmente un abete o un pino, viene decorato in 1000 modi diversi, con luci, festoni, addobbi colorati e di solito con una stella cometa sulla punta. Il valore simbolico è molto forte ed è da ricercare nelle tradizioni cristiane e nelle leggende pagane, per cui il legno bruciato rappresenta il passato che viene dimenticato. Nel dopoguerra l'albero di Natale acquista un significato commerciale e si diffonde perfino nell'industria dell'addobbo natalizio. Auguri all'attrice sex symbol degli anni 80, sono 71 gli anni per Kim Basinger. Il successo arriva grazie ai ruoli in 9 settimane e mezzo e in LA Confidential, grazie a cui vince un Oscar. Auguri anche a Nicki Minaj, che oggi compie 42 anni. Nel 2012 il New York Times la definisce la rapper femminile più influente di tutti i tempi. E infine auguri anche all'attore Ian Somerhalder, che festeggia 46 anni. Raggiunge la fama internazionale grazie al ruolo in Lost e in The Vampire Diaries. Alle 23.07 di lunedì 8 dicembre 1980, John Lennon viene assassinato con 5 colpi di pistola alla schiena, cadendo sotto gli occhi della moglie Yoko Ono. L'attentatore, Mark Chapman, rivelerà di non aver mai perdonato a Lennon la frase «I Beatles sono più popolari di Gesù». Alla notizia della morte si radunarono in migliaia davanti all'ospedale e nelle piazze di mezzo mondo, intonando le note di Imagine, un inno alla pace. La tradizione di addobbare l'albero di Natale ha origini nell'antico Egitto, in cui, durante il culto del sole, si usava adornare una piramide. Questa tradizione ispirò i popoli del nord Europa. Nel XV secolo in Estonia si cominciarono a decorare gli abeti con frutti invernali. Questa usanza si è poi diffusa nel resto del mondo. Buona domenica ai 12, una dolcissima luna in pesci, ma rigorosamente congiunta a Saturno, inaugura una domenica che vuole stabilità e riposo. Ariete, decisamente gli aspetti della luna oggi formano un blocco molto interessante che riguarda in parte pure voi. Mercurio e Sole in Sagittario, Giove in Gemelli e dietro di voi proprio nei pesci Saturno e la Luna. Probabilmente oggi vorrete riposare tra le mollezze di un'avventura che, anche se è andata bene, esigerà un po' di riposo. Toro, la congiunzione della Luna a Saturno vi porta a delle considerazioni un po' oggettive ma necessarie. Probabilmente la fine di un periodo della vostra vita o di una storia o di una collaborazione vi faranno molto riflettere su come avete investito ultimamente sia al lavoro che in amore le vostre risorse. Gemelli, oggi è una giornata molto complessa proprio perché la quadratura di Luna e Saturno rincarano la dose con l'opposizione di Sole e Mercurio. Probabilmente oggi è una giornata in cui avrete bisogno di avere le idee chiare,
di riposare e non impelagarvi troppo in rapporti intriganti che sembrano rappresentare un po' un pericolo o una scocciatura semplicemente. Cancro, la vostra luna oggi si congiunge a Saturno nel regno dei pesci, un bellissimo aspetto che vi dà contezza e forza e saldezza. Urge essere pazienti per non fare passi falsi. Oggi deciderete di essere un po' più taciturni del solito, Leone. I pianeti oggi non sono propriamente benevoli, ma sono abbastanza distanti in gradi da non procurarvi troppi danni. Semplicemente Plutone e il Venere tendono a rimandare l'amore e a scatenare in voi un po' di gelosia o un po' di nostalgia. Vergine, l'opposizione della Luna oggi che si aggancia anche a Saturno e al già presente Nettuno in opposizione ai vostri gradi vi fanno pensare che forse è il caso di cambiare qualcosa e di essere un pochino più pronti e coscienti nel decidere di volere riservare un pochino più di spazio e cura alla vostra salute e alla vostra vita sentimentale. Bilancia, la vostra Venere oggi in barba al Bailam planetarium vi dà dei suggerimenti notevoli, suggerimenti seduttivi che vi fanno sentire di nuovo più belli, più sani, più forti, più capaci. Oggi è una giornata da dedicare assolutamente a tutte le mollezze dell'amore. Scorpione, giornata oggi che prevede ancora questa Venere di quadratura che ha appena iniziato il suo percorso, ma Luna e Saturno vogliono darvi delle buone notizie e ho delle buone prospettive in termini oggettivi, economici e anche lavorativi. Dovete mettere in cantiere un progetto che forse potrebbe essere la strada giusta. Sagittario, a proposito di progetti ne avete tanti ma oggi dovrete proprio pazientare, anzi vi sarà proprio obbligato e chiesto di pazientare, di distogliere la vostra mente da tutta una serie di discorsi ricorrenti, per non dire di logorree, con cui state un po' esagerando. Ridimensionate un po' la comunicazione. Capricorno, una giornata oggi che prevede il vostro Saturno addolcito dalla visita della Luna e con Venere appena andata, è proprio un weekend morbido e sognatore, proprio come lo volevate o come vi fa bene. Acquario, giornata oggi assolutamente interessante, visto che farete i conti con un po' di spese e con un piano di recupero economico che vi servirà a darvi un po' di respiro. La bella Venere congiunta a Plutone nei vostri gradi si fa sentire e con il trigono con Urano riesce a trovare il tempo per l'amore anche quando non c'è. Pesci, intrigantissima questa luna congiunta a Saturno che vi dà forza, autorità e fermezza e che vi permetterà anche di creare un contatto interessante perché voi possiate evolvere a livello lavorativo. Tra sogni, famiglia e considerazioni positive si chiude una settimana decisamente molto gratificante. Dopo il congresso di Vienna l'8 dicembre 1816, Ferdinando IV riunì in un unico Stato i regni di Napoli e di Sicilia con la denominazione di Regno delle Due Sicilie, stabilendo la fine dell'occupazione austriaca. Scelse per sé il nome di Ferdinando I delle Due Sicilie. Di lì a poco il Sud Italia era destinato a diventare una delle zone della penisola più ricche e fiorenti. Ma quante volte avete sperimentato delle situazioni che, all'apparenza negative, si sono rivelate positive alla fine? Gli anglosassoni utilizzano l'espressione a blessing in disguise, che significa una benedizione mascherata. In italiano, invece, comunemente diciamo non tutti i mali vengono per nuocere. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. L'amata di oggi è la scultrice Camille Claudel. Scolpisce dall'età di 12 anni, ma in quanto donna è destinata a minori elogi. Racconta in un diario le violenze subite che la portano a soffrire di manie di persecuzione e a rifugiarsi nell'alcol. Viene portata via da casa in camicia di forza per essere internata nel manicomio in cui rimane rinchiusa fino alla morte. Ci salutiamo con la frase del giorno.
Se non puoi essere una via maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Per cui lasciatevi ispirare da tutto ciò che di bello vedrete oggi e puntate sempre in alto. Io vi aspetto qui anche domani, noi non ci riposiamo mai, quindi buona giornata dalla vostra Martina.